Sindaco di Bassano zittisce tutti, Villa Serena sarà pubblica, il piano mare, comune aspetta i privati. Turismo e movida fracassone in centro storico, i commercianti sono sicuri, dicono Bassano isola felice. L'appello di Germano Racchella per il Tempio Ossario che sembra uscito dalle gerarchie del Ministero. Precipita un aereo da turismo ad Asiago, mezzo disintegrato, 2 occupanti gravi in ospedale. A fuoco un'avventura in pedemontana vicino allo svincolo di Colcerese, la conducente si salva. Targa falsa, ape senza assicurazione, giovane fermato e multato, dovrà pagare 2.000 euro. Semaforo sommerso dalla siepe, pericoloso, arriva la segnalazione dei cittadini. Inaugurata al Museo Civico l'antologica di Pompeo Pianezzola, storico artista di Nove. Maxi controlli dei carabinieri a Cittadella, centinaia di persone identificate. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con una conferma di quanto vi avevamo anticipato nel telegiornale di ieri, ovvero il tema delle case di riposo di Villa Serena, del piano Mar. Finco conferma, mette ordine il sindaco e dice Villa Serena sarà pubblica. Sentite. Il sindaco detta la linea su Villa Serena e sul piano Mar e chiude virtualmente la bocca alle tante voci che si inseguono da settimane su questi due percorsi così importanti per la città. Da giorni, infatti, si faceva strada a Bassano l'ipotesi di un ritorno prepotente di un progetto per case di riposo nel faldone del piano Mar, con tutte le ripercussioni del caso per il futuro di Villa Serena. Addirittura c'era chi si spingeva a sostenere che parte dei posti letto pubblici della struttura gestita dall'ISAC fosse destinata a passare nelle residenze per anziani proposte dai privati. Ipotesi che il sindaco smentisce categoricamente, anzi la lettura si ribalta del tutto e l'attenzione del comune si concentra appunto su Villa Serena. Noi già da mesi stiamo lavorando con ISAC per un piano di rilancio di Villa Serena. A breve ci dovrebbero presentare un piano economico-finanziario per riqualificare questa struttura, in quanto insomma è una struttura datata che necessita di importanti investimenti, ma la volontà dell'amministrazione è di mantenere la struttura pubblica e capire ISAC in quanto tempo riuscirà a riqualificare quel sito importante. In ballo c'è il rinnovo della convenzione per la gestione della struttura e si parla di mezzo secolo o giù di lì. ISAC ha il contratto in scadenza, ci hanno chiesto il rinnovo sarà fatto, però sarà fatto sulla base di un piano economico e finanziario, quindi da parte dell'amministrazione stiamo lavorando su questo e quando avremo documenti in mano, numeri alla mano, poi si deciderà da farsi. E il piano Mar? Il piano Mare è un tema molto delicato, se ne parla da 40 anni, però è uno dei primi argomenti che ho preso in mano quando mi sono insediato, un argomento molto delicato, ci sono degli interessi privati legittimi, ma ovviamente io devo guardare agli interessi della parte pubblica. È in corso una trattativa con ovviamente questa società e aspettiamo una proposta definitiva per poi presentarla alla città e sarà oggetto di dibattito e di confronto, però l'idea da parte dell'amministrazione è di chiudere quanto prima questa faccenda. Qualcuno ribadisce che dal cassetto del privato coinvolto nel piano Mar potrebbe uscire un progetto a sorpresa fortemente virato sulle case di riposo. Al momento non c'è alcuna richiesta depositata che parli di strutture per anziani o quant'altro, quindi siamo in attesa di avere una proposta da parte di questa società e poi valuteremo, però ripeto, le strutture per anziani della nostra città resteranno pubbliche. Più chiaro di così? Vi racconteremo come sempre come andrà a finire, ci saranno sicuramente altri capitoli in questa vicenda. Vi abbiamo raccontato invece nei giorni scorsi e da qualche settimana di situazioni sempre più al limite e anche oltre per quanto riguarda il centro storico, tra movida fracassona, schiamazzi, minacce, risse e tante situazioni che dicevamo che non rendono onore a Bassano, ma i commercianti sono sicuri che si possa condurre in porto un'estate importante.
I giorni che coincidono con le festività dell'Ascensione e della Pentecoste hanno già portato tanti turisti di lingua tedesca. La Pasqua a fine aprile, i ponti successivi hanno già dato il loro contributo in termini di presenze, anche affrontando un maggio piuttosto fresco e piovoso. Ora arriva il caldo, la stagione estiva, che porta ad un aumento dei visitatori che devono affrontare, come tutti i cittadini e i pendolari, il problema dei parcheggi. Il turista normalmente, se ha l'obiettivo di raggiungere il centro storico, il parcheggio lo trova, che sia a pagamento, che sia lontano, trova il modo per parcheggiare, perché sicuramente dopo aver fatto tutta la strada non torna indietro, e anche il peso della sosta non è rilevante. Viceversa, ovviamente un maggior numero di persone che arrivano a visitare il centro storico va comunque a limitare quei parcheggi disponibili per chi lavora, per i locali e anche per i residenti. Quindi il nodo dei parcheggi, della scarsità di stalli, effettivamente in questi periodi dell'anno si fa sentire. Schiamazzi, degrado, inciviltà hanno contrassegnato le cronache dell'ultimo periodo anche in centro storico a Bassano, ma i commercianti non sono preoccupati. Fortunatamente Bassano è ancora un'isola felice. Se vogliamo fare un parallelo con Vicenza, che è il nostro centro più vicino, con tutti gli episodi di microcriminalità, diciamo che qui si sta ancora molto bene. Gli elementi, le varie situazioni di disagio vengono comunque prontamente arginate sia dai gestori di locali e anche dal pronto intervento delle forze dell'ordine. La presenza di tante iniziative culturali e di eventi nei prossimi mesi farà da polo di attrazione per tanta gente che ravviverà la città. Sicuramente un periodo pieno di attrazioni, non solo per il centro storico ma anche per tutto il territorio bassanese. Pare di capire quindi che Bassano non sia destinata a diventare zona rossa come altre città del Veneto. È allarme rosso invece, se si può dire, per il Tempio Ossario, che pare essere uscito dalle gerarchie degli interessi ministeriali. Il Sacrario dell'Aitone Asiago è destinatario di un maxi finanziamento per un restauro e a Bassano insomma non si muove niente. Mercoledì è stato riaperto al pubblico il Sacrario dell'Aitone ad Asiago. Qui riposano circa 60.000 caduti della Grande Guerra, di cui più di metà italiani, in maggioranza ignoti. I lavori di sistemazione hanno restituito ai visitatori l'opportunità di rendere omaggio ai soldati, spesso giovani ragazzi, che hanno dato la vita nel terribile conflitto mondiale di oltre un secolo fa. Altri 5.405 caduti riposano in pianura nel Tempio Ossario di Bassano, che attende una sistemazione e una valorizzazione degna. Come ben sapete, noi come comitato ci stiamo adoperando da anni per riuscire ad avere dei collegamenti, ma soprattutto dei contributi da parte di chi ce li può dare per la ristrutturazione del nostro Tempio Ossario. Asiago ci è riuscito in parte, è riuscito ad ottenere appunto i soldi per la ristrutturazione del suo sacrario. Noi stiamo attendendo delle risposte, stiamo lavorando. Ci troviamo ogni 15 giorni appunto per capire se ci sono altre opportunità. Mi auguro che anche i nostri rappresentanti istituzionali del territorio, soprattutto bassanese, ci diano una mano, come hanno fatto per Asiago, lo facciano anche per Bassano del Grappa. Rete Veneta più volte ha fatto sentire la voce del territorio per il Tempio Ossario e anche voi potete dire la vostra su questo monumento dimenticato. Che cosa si può fare? Scriveteci al 340 321 8379 o una mail a bassano@medianordest.it. Passiamo alla cronaca e torniamo in altopiano perché c'è stato un ennesimo incidente aereo. Vediamo. È di 2 feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a poca distanza dall'aeroporto di Asiago. I 2, turisti tedeschi di 61 e 73 anni, partiti da Düsseldorf in Germania, stavano sorvolando i cieli dell'altopiano a bordo di un Cessna biposto, quando il pilota ha avvertito che qualcosa non andava. Ha tentato di atterrare, ma poco prima di toccare terra la situazione è peggiorata, tanto che ha provato a recuperare quota. L'aereo a questo punto è andato in stallo, inutile ogni tentativo di manovra. Il velivolo è precipitato su un prato al di fuori dell'area aeroportuale e i 2 occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri della locale stazione, l'elisoccorso da Treviso e l'ambulanza dall'ospedale altopianese. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarli dalle lamiere, ad avere la peggio il più giovane dei 2, egli trasportato in codice rosso a Vicenza e ricoverato in terapia intensiva. Al San Bortolo è arrivato in ambulanza anche l'amico in condizioni meno serie, seppur avendo riportato diversi
diversi traumi. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incidente. Torniamo a parlare del delitto di Castelfranco. I due ragazzi originari del Marocco arrestati per l'omicidio di Lorenzo Cristea rimangono in carcere. È stato rigettato il ricorso al riesame presentato dai legali dei due giovani, gli avvocati Fabio Crea e Fabio Targa. Le motivazioni dei giudici si sapranno fra un mese e mezzo. E un'altra notizia di cronaca decisamente più leggera: viaggiava senza assicurazione con gli pneumatici usurati e una targa appartenente a un altro veicolo diverso da cui era la guida. Si è messa male per un giovane che è stato pescato dalla polizia locale di Cassola e Mussolente a bordo di un'ape Piaggio su cui era stata posizionata la targa di un'altra ape. Le irregolarità sono state riscontrate nel corso di un controllo. Insomma, c'erano tante magagne per il giovane, 2.000 euro di multa e il fermo della vettura. A proposito di strade, paura lungo la pedemontana veneta, si è incendiata un'auto. Tanta paura per una trentenne bassanese che si è vista andare a fuoco l'auto che stava guidando mentre percorreva l'SPV. Procedendo in direzione Breganze, a qualche centinaio di metri dallo svincolo per Colceresa, la conducente ha iniziato a vedere del fumo uscire dal cofano del mezzo. Ha accostato giusto in tempo nella corsia d'emergenza perché, appena uscita, il veicolo, una Mercedes Serie 1, si è incendiato. Immediata l'allerta ai vigili del fuoco di Bassano, intervenuti assieme alla polizia stradale e al personale della pedemontana, che ha provveduto alla chiusura di una corsia in direzione ovest per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'area. A Riese Pio X c'è stata una rapina, un furto che si è trasformato in una rapina. Vediamo. Erano convinti di averla fatta franca e che nella segreteria della società sportiva non ci fosse nessuno. Così, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, hanno razziato circa 600 euro in contanti. Ma al momento di andarsene con il bottino si sono ritrovati di fronte una collaboratrice che ha cercato di bloccarli, finendo spinta a terra con violenza. La paura poco dopo le 14 nella sede della squadra di calcio dell'Union Riese a Riese Pio X. I banditi erano in due con il volto travisato da mascherine chirurgiche. La donna, 50 anni, si trovava negli spogliatoi della squadra quando è rientrata in ufficio scoprendoli. Lo shock e poi il tentativo di fermarli. I due non si sono fatti scrupoli nell'usare le maniere forti e nel lasciare dolorante a terra la donna, sparendo poi nei campi vicini alla struttura. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione. Sul posto poco dopo i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. La donna se l'è cavata con alcune escoriazioni al pronto soccorso e tanta paura. Anche dalla sua testimonianza i militari sperano di arrivare alla identificazione dei responsabili. La rabbia della società. Siamo solamente preoccupati, l'importante è che la nostra collega stia bene, per il resto tutto si aggiusterà, quindi ovviamente dispiace perché sono episodi che sono difficili anche da spiegare, da commentare. Usciamo dalla pagina della cronaca per entrare in quella delle segnalazioni che ci arrivano dai telespettatori. L'incrocio tra via Cadolfini e via Toscana unisce la parte vecchia e quella nuova del quartiere Firenze. A regolare il traffico di entrata e uscita c'è un semaforo che però sul lato a nord è quasi completamente invisibile. Non si tratta dell'apparato luminoso sospeso al centro della carreggiata, ma di quello laterale installato lungo il marciapiede. Solo la lampada rossa si può intravedere al momento dell'accensione, ma di quella gialla e di quella verde non c'è alcuna percezione. Le difficoltà riguardano anche chi cammina a piedi e deve fare i conti con uno spazio ridottissimo, meno di 1 metro, a causa dell'invadenza dei rami. La segnalazione di un nostro telespettatore ci ha portato a verificare sul posto la situazione, scoprendo così che quel verde in eccesso che ostruisce il marciapiede e nasconde il semaforo arriva non da una proprietà privata, ma dal parco Tarcisio Frigo, che è di proprietà comunale. Anche dall'interno la vegetazione si presenta in eccesso e in una fase di crescita non controllata. Non bastasse questo, sono sotto gli occhi di tutti una serie di rifiuti sparsi in mezzo all'erba e abbandonati a terra nei pressi di una panchina, anche qui come in altri casi, nonostante la presenza di cestini. Della situazione, a dir poco sgradevole, chiederemo conto all'assessore all'ambiente Andrea Viero. L'assessore è già stato informato, arriverà la risposta, come si suol dire, a stretto giro di posta. E ora passiamo alla pagina della cultura, vediamo una mostra ai musei civici. La creazione alla quale arrivava quotidianamente, si può dire no, era un insieme, un intreccio tra spontaneità e cordialità e metodo e impegno e forza di volontà
come in tutti i grandi casi, che hanno prodotto questi risultati. Questa è la grandezza di Pompeo Pianezzola, artista novese scomparso nel 2012, di cui ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita. A lui il Museo Civico di Bassano rende omaggio con un'antologica che raccoglie 120 lavori tra dipinti e sculture di uno dei grandi esponenti dell'arte della seconda metà del Novecento. Io credo che sia davvero importante per un'amministrazione comunale lasciare il giusto spazio e celebrare quelli che sono stati i grandi artisti del territorio, che in questo caso come Pompeo Pianezzola ha davvero lasciato tanto. Un artista curioso, raffinato, coraggioso, che ha saputo affiancare stili e materiali nella ricerca mai stereotipata dell'espressione di sé e del mondo vissuto. Fu contraddistinto da una volontà e da una disciplina ferme, guidate da un estro creativo in continuo divenire. Non solo un ceramista, non solo uno scultore, non solo un pittore, ma tutto questo unito e rivisitato, in un certo senso rigenerato. Tutto è scultura allora, per lui, e tutto è pittura, e quindi ha una libertà straordinaria nei materiali e nelle forme, e questa è la sua personalità. Lui nasce sotto la stella della ceramica, ma questa stella la fa brillare trasportandola nel campo delle grandi arti. Artista tutto tondo, coltissimo, aggiornato su tutte le novità, con un linguaggio compiutamente europeo, ci regala 70 anni di arte straordinaria che non a caso fu riconosciuta da tutti i massimi artisti del Novecento. Pezzi magnifici messi a disposizione per l'occasione soprattutto da collezionisti privati, uno su tutti Ivano Costenaro. Dietro ogni opera c'è la storia di qualcuno che racconta quel momento in cui l'artista ha fatto l'opera. La rassegna si potrà visitare sino al prossimo 7 settembre. A Bassano in scena gli alunni della primaria di Campese. Udite, udite, sta per presentarsi al vostro cospetto Sa Gigantitudine Serenissima Napoleone Bonaparte. Tutto ha inizio con l'arrivo a Venezia di Napoleone, che decide di proibire le maschere. E come se non bastasse, la città sta sprofondando nella laguna in una tristezza infinita. Inizia così lo spettacolo O se ride o se piange, The Musical. Viva la libertà, scritto e portato in scena dagli alunni della scuola primaria di Campese. E allora, popolo Venezia, trovémonos in piazza San Marco sotto la protezione del nostro evangelista. Venezia è in pericolo. Balanzone, Colombina, Arlecchino, Pantalone e Pulcinella, assieme alle altre maschere, con la forza della musica e la saggezza della tragedia e della commedia, intraprendono la lunga strada della rivoluzione per salvare la città. E così, sulla gondola del pensiero positivo, si va dritti verso la libertà. Salute i nostri follower. Lasciamo un nuovo hashtag Ape all'Isola Controlli a tappeto nell'Alta Padovana, 400 persone identificate. Controlli in tutti i comuni del Cittadellese da parte dei carabinieri nel corso dell'operazione, che ha visto l'impegno di tutte le stazioni del comando di Cittadella. Sono state passate al setaccio le principali vie di comunicazione e le zone residenziali. Una presenza testimoniata dai numeri: poco meno di 400 le persone identificate e quasi 200 i veicoli intercettati su strada. Controllati inoltre numerosi esercizi pubblici. Nel corso delle attività di presidio, un 25enne è stato denunciato dalla Procura della Repubblica di Padova, accusato di appropriazione indebita. Il giovane, fermato alla guida di un'auto BMW presa a noleggio, non avrebbe mai pagato il canone e per questo il veicolo è stato sequestrato. Inoltre i militari hanno segnalato al prefetto, quale assuntore abituale di sostanza stupefacente, un marocchino 27enne al quale è stata ritirata la patente. Sono 3 i veneti nominati cavalieri del lavoro dal Presidente della Repubblica, tra loro l'imprenditore di Cittadella Massimo Pavin, ex presidente di Confindustria Padova dal 2011 al 2015, titolare della Sirmax, colosso della produzione di materie plastiche.
Dopo di noi alle 21:15 il nostro direttore Luigi Baccialli avrà ospiti in una puntata di Focus decisamente interessante Paolo Benvenu, Fabio Bui, Alberto Montagnier, Matteo Perra, Riccardo Sumschi, Giorgio Tronca e Cristian Zara. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.